Un bravo ragazzo, gentile, sempre elegante, affidabile e capace sul lavoro. Un omicidio all'apparenza inspiegabile, quello di Sergio Tarna, il giovane cameriere moldavo trovato senza vita in un campo di mira nel veneziano lo scorso 31 dicembre. L'autopsia ha permesso di stabilire l'ora del decesso intorno alle 22 del 30 dicembre, un'ora e mezza dopo la fine del turno a lavoro in un bar di Mestre dove prestava servizio da qualche settimana dopo aver lasciato un locale di via Palazzo al centro di Risse per questioni di spaccio. Addosso aveva ancora la divisa da lavoro, una vistosa ferita alla tempia inferta o con un oggetto contundente o un'arma da fuoco, ma non è stato ancora trovato nulla nel luogo del ritrovamento del cadavere. I carabinieri hanno ascoltato le persone vicine al ragazzo per cercare di ricostruire il quadro in cui possa essere maturato il delitto. Continuano a visionare le immagini delle telecamere della zona per stringere il cerchio al più presto intorno all'assassino o agli assassini. Si indaga nell'ambito dello spaccio. La vittima aveva con sé 2 cellulari e, a quanto emerge da alcune indiscrezioni, avrebbe avuto una notevole necessità di denaro. Da capire anche se sia stato ucciso dove è stato rinvenuto il corpo o altrove e poi abbandonato in quel campo isolato.